Nuoro rischia di perdere un'altra manifestazione culturale che l'ha resa celebre nel mondo dell'antropologia visuale. L'edizione 2014 del prestigioso Festival del Cinema Etnografico, il SIEF, promosso dall'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, in programma in città dal 22 al 27 settembre, verrà cancellato a causa della mancanza di risorse. Inoltre non verrà svolto neanche il workshop previsto sempre dal 15 al 20 settembre, riservato a 5 giovani antropologi sardi e ad altri 7 provenienti dall'estero. Infine, dal 1 ottobre verranno chiusi i musei. Quello del costume, la casa natale di Grazia Deledda a Nuoro e quello dedicato alla collezione Cocco nella Cittadella dei Musei a Cagliari. Ad annunciarlo il presidente dell'ISRE, Bruno Murgia, che denuncia la carenza di fondi a causa dei tagli della Regione. Inoltre, spiega l'ISRE, con le risorse attualmente disponibili, salteranno tutti gli eventi programmati da qui alla fine dell'anno, a partire dalla giornata dell'Ediana, in programma il 10 dicembre, i seminari di approfondimento e altre iniziative, quali il concorso a visa dedicato ai giovani cineasti sardi. Bruno Murgia, presidente dell'ISRE, ci sono dei problemi per quanto riguarda i finanziamenti della spesa corrente da parte della Regione. Qual è la situazione? Voi rischiate di dover rinunciare a degli eventi storici che hanno qualificato l'istituto da un punto di vista internazionale. Sì, oggi la situazione è piuttosto difficile, per non dire drammatica. Noi con i soldi che abbiamo e con i trasferimenti alla Regione rischiamo addirittura di chiudere i musei entro dicembre. Stiamo cancellando il SIEF, che è la più importante manifestazione di cinema etnografico probabilmente in Europa, insieme al Festival di Parigi, e tutte le altre manifestazioni in programma da qui alla fine dell'anno, con i seminari internazionali sulla Deledda, i convegni sulla Grande Guerra che torna di attualità in questo periodo, le manifestazioni delediane di fine anno. Ecco, noi pensiamo di non essere in grado, perché non abbiamo i fondi, di svolgere appunto questi importanti eventi. Di che cifre stiamo parlando? Beh, a oggi siamo sotto di almeno 2 milioni, bisogna tenere conto che l'ISRE è un istituto complesso con molti dipendenti, con 3 musei, uno dei quali collocato nella cittadella dei musei di Cagliari, dunque abbiamo bisogno di fondi. Quando si parla di cultura e di sviluppare la cultura occorrono i fondi, se ci sono i tagli è chiaro che poi le cose vanno male. La richiesta qual è? Quella di ripristinare le risorse? La richiesta è quello di darci quello che è dovuto. Io capisco i momenti di crisi, le difficoltà, però se ti tagliano quasi il 100% delle risorse di spesa corrente è chiaro che non si può andare avanti così, e quindi mi sono deciso a dire le cose come stavano.